Onorevole Simona Malpezzi, responsabile nazionale della scuola del Partito Democratico, oggi qui ad Agrigento, per quale motivo? Perché avevamo necessità di parlare al mondo della scuola, anche in una realtà come quella siciliana, in modo particolare nella realtà di Agrigento, e di portare avanti questo percorso insieme a quello che è il candidato che noi sosteniamo come presidente di questa regione, che è Micari, con questa sfida che noi ci sentiamo di appoggiare in tutto e per tutto. Il mondo della scuola chiede ulteriori risposte che possono anche essere ottenute attraverso una collaborazione proprio con chi si troverà a guidare questa regione, ed è necessario far vedere che il Partito Democratico a livello nazionale e il professor Micari sono sulla stessa linea per progettare e costruire quello che una regione con le potenzialità della Sicilia può costruire, se le potenzialità vengono utilizzate. Ecco, il problema dei precari è sempre una materia aperta, come pensate di affrontarla? Anche perché sono tante le tematiche, addirittura ci sono dei professori che dopo 3 anni non possono essere riassunti. Qual è la posizione in questo caso? In realtà non è così, non è che ci sono insegnanti che dopo 3 anni non possono essere riassunti. La questione dei cosiddetti 36 mesi riguarda personale precario che non ha contratto a tempo indeterminato, ma noi siamo riusciti attraverso una legge delega anche a rivedere il sistema di come si diventa docenti di ruolo. Siamo stati l'unica forza politica che ha provato a dare una risposta al cosiddetto precariato di terza fascia. Poi io lo ripeto, noi siamo la forza che ha assunto più di 100.000 docenti e che sta cercando di aggiustare quelli che sono stati i problemi che un'assunzione così importante ha comportato. Ricordo però che un contratto a tempo indeterminato è un contratto che ti dà una garanzia, e penso che il Partito Democratico questa garanzia voglia continuare a darla. Siamo ad Agrigento, dove è scoppiato appunto il problema delle 104, come lo affronterete? Il problema delle 104 non può essere un problema semplicemente affrontato dal governo, ma da tutta la società. Qualcuno che mente sulla 104 toglie un diritto a chi ha necessità di questa legge e quindi si deve solo vergognare. Da parte nostra, come abbiamo già provato a fare, tutto l'impegno ad andare a scovare chi ha cercato di lucrare su questo aspetto rispetto ad altre persone che hanno bisogno e per cui questa legge era stata fatta. Leggevo oggi che la ministra vuole anticipare i concorsi, come mai? Sono i concorsi che riguardano la fase transitoria e il cosiddetto FIT, che è quel percorso per la nuova formazione insegnanti. Noi speriamo di tornarci al prossimo giro a livello nazionale e di conseguenza di poter portare a casa un lavoro che abbiamo già incominciato. Siccome però le garanzie non ce le dà nessuno, è giusto che la ministra cerchi di accelerare i tempi per garantire che a settembre possa partire tutto quel meccanismo che dia docenti stabili e stabilità di vita non solo ai nostri ragazzi ma anche ai lavoratori della scuola. La segretaria, questa iniziativa qui oggi è importante per il mondo della scuola, ma non solo. Intanto, quando abbiamo pensato a questa iniziativa, molti ci hanno detto ma proprio la scuola è un argomento scottante. Per noi non è un argomento scottante, è un argomento fondamentale, perché in questi anni il PD ha affrontato le situazioni della scuola in modo, secondo me, con qualche piccolo errore, lo abbiamo ammesso, però sicuramente abbiamo consentito a centinaia, migliaia di persone di avere una tranquillità, un posto di lavoro, ma non solo. Purtroppo spesso della 107 non si parla in termini di contenuti. Questa è una legge che riguarda i bambini, gli alunni, gli studenti, le opportunità per loro. Abbiamo inserito una serie di innovazioni incredibili, abbiamo completato quella, diciamo, straordinaria intuizione dell'autonomia scolastica in termini molto positivi. È chiaro che è una riforma molto complessa, ci vorranno degli anni per comprenderla fino in fondo, ma oggi siamo qui con Simona per ribadire che noi siamo convinti di andare avanti, di correggere eventuali errori, ma sicuramente non si torna indietro.